domani, vivere domani, vivere domani, vivere domani. Tu lo vuoi sapere perché non guardo più dietro a me, guardo avanti perché voglio vivere domani. E tu lo vuoi sapere perché non guardo più dietro a me, guardo avanti perché voglio vivere domani. Buonasera a tutti, chi l'avrebbe mai detto, secondo anno con Del Ponte, qui con Fuori Classe sono i ragazzi delle scuole superiori della provincia di Udine, i ragazzi friulani che vengono qui a raccontarci quel che stanno vivendo appunto nel loro periodo di studi. Ma non solo questo, quest'anno ci sono delle novità che cominceranno la volta prossima perché Del Ponte fa le cose con calma. Sono novità che andranno a toccare quello che è il Friuli nel mondo sostanzialmente e quello che è il Friuli in confronto alla sfida europea per qualsiasi cosa questo voglia dire, come si dice sempre. Allora, grazie Del Ponte di aver organizzato anche quest'anno il nostro appuntamento e dico grazie subito al Presidente della Provincia Pietro Fontanini perché ci ha aiutati a organizzare l'appuntamento. Fontanin, un appuntamento interessante perché sono venuto anche Osgnot che stimolaria qui e cercherà anche Furlan, a dimostrazione che non sono parole buttate al vento quelle che diciamo. No, ne viene roba perché per Furlan che è una delle nostre lingue di queste tiare è una roba importante, ma io sono contento perché le nostre scuole della provincia di Udine in particolare sono le migliori d'Europa. Non d'Italia, d'Europa, e quindi Usgnot ho creduto che ascoltatori e verranno di conoscere chi giovani e anche la storia di una scuola importante qui della provincia di Udine. Benissimo, allora la scuola importante, la scuola tra le tante scuole importanti della provincia di Udine è l'Istituto Sabatini di Pozzuoli del Friuli, Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura. Cominciamo subito a cercare di entrare nel merito e allora vediamo con il professor Nicola Lamura, che è vicepreside, se può cominciare a dare le coordinate di questa scuola. Ma guardi, è una scuola che ha più di 130 anni di vita, stiamo anzi preparando i festeggiamenti per il 135esimo, è una scuola di un'altissima tradizione, nasce dopo praticamente il Regno d'Italia, è una delle seconde scuole più vecchie d'Italia, abbiamo avuto studenti da tutte le province d'Italia, dalla Sardegna, dalla Puglia, dalla Sicilia, e quindi abbiamo mantenuto sempre alto questo livello della scuola che pur attraversando alcuni momenti critici, il momento dell'industrializzazione degli anni 60, ha saputo sempre ritrovare una propria identità culturale e ha saputo, come in questo momento, rilanciare e valorizzare la scuola agraria con gli studenti che provengono da un bacino di utenza di oltre 150 km. Abbiamo un convitto annesso che ospita più di 50 convittori, oggi sono ospite la maggior parte di convittori, che provengono dalla provincia di Pordenone, dalla destra del Tagliamento, dall'Alta Carnia, dalla provincia di Udine, Medio Friuli, e quindi siamo orgogliosi di essere qui presenti come testimonianza di questa bella realtà scolastica. Ecco, per dimostrare che non dice assolutamente bugie il nostro vicepreside, tu da dove vieni? Io sono Quaglia Michael, frequento la quinta dell'Istituto Ipsa Sabatini di Pozzuoli Friuli. Perché è di questo che parliamo stasera? Vengo da Resia, sì. Resia? Resia. Un saluto in resiano? Questo è internazionale questo. Debrenec. Debrenec. Io. Invece, tu invece dove sei tu? Io sono di Fordiari, a Friuli. Tal Friuli? Sì. Mi chiamo Simone Boreatti, frequenti la seconda A all'istituto. Sì, capito. Ma perché sei tu arrivato di Fordiari fino a Pozzuoli? Perché è una scuola professionale e sì, ti fai anche provare se vuol dire lavorare. Sportiasse l'isman? Sì. Benissimo, poi andremo a conoscere anche tutti gli altri perché ci sono molte testimonianze. Invece torniamo un passo indietro con il professor Erminio Polo, che è un conterraneo, diremmo, dalle parti di Carnia, già responsabile dei circoli culturali della Carnia. Presidente di una situazione stranissima, i Sabbatici 1881, Amis de Scuoles Agraris,
Sabatini. Ecco, Sabbatici, aveva scritto il Nestri Ami, e Dino pensavi che fosse una roba di stregoneria, che fosse una roba... Dino le così, no, Sabatini. No, il computer, no, vabbè. Come vedete nulla è cambiato sostanzialmente nella trasmissione, da un anno all'altro le cose si ripetono. Ecco, il conte Stefano io dicevi, Sabbatici avranno qualche, no? Sì, e mi eri buttato su lì. Sì, magari Sabatini all'annas sempre dal Sabba, vabbè, mettile così. Quindi, allora, Sabatini, al di ebreu dentro probabilmente. Come anche poi facile rispondi, Sabatini 1981. Ho vinto tutto il 1981, appunto perché le scuole erano solo in che volte, e bisogna pensare che dal 1981 è nato anche il consorzio Ledra-Tagliamento. Provate a pensare, vengono fuori nelle tre scuole 3 anni dopo, dal 1984, fosse in grado di guidare naturalmente le aziende migliori di tutto il Friuli. Proprio perché le aziende ormai hanno le aghe, e con le aghe si può produrre un'agricoltura differente, ma sono frutti preparati, e che l'albieno. Quindi Sabatini 1981, amis de scuole agrarie, perché le lidri sono che schino, il Furlan dentro, no? Sono frutti che naturalmente vengono di tutti i bandi, ma le loro, diciamo così, insediati a lei che lì, no? Il Friuli. E ovviamente anche amici della scuola agraria, tanto per poter tradurre a chi che non capiscono il Furlan, c'è che è il Monte Nestri. Ma insomma, che gli anni lì, le scuole agrarie, cioè la conoscenza agraria aveva uno sviluppo evidentemente grossissimo in tutto il Friuli, noi sappiamo anche che non lupieri, su inchiarnie, sicuro, e tutti questi robotti, ma la sinsta che lo chiariremo un'altra volta. Ecco. La dottoressa. Eccomi. Marisanta di Prampero de Carvaglio rappresenta la fondazione, rappresenta il presidente Gerbezza. Allora ci dica qualcosa di questa fondazione che lega appunto il nome Sabatini e non Sabbatici alla scuola. Allora, la famiglia Sabatini ha investito in Pozzuolo dal 1300 le sue attenzioni al territorio e man mano si è impossessata di quanto avevano fatto i padovani con i Treo, giusto? I Treo? Ecco, con i Treo, a Padova per l'agricoltura, e hanno voluto piano piano comprare quello che i Treo avevano fatto, ossia l'inizio della villa, che era una ristrutturazione forse, oppure la costruzione, adesso sede dell'ERSA a Pozzuolo, e hanno cominciato anche a bonificare le acque, comprando oppure addirittura dai luogotenenti e anche dai dogi veneziani, avendo diritto a tutte le terre che riuscivano a bonificare dalle acque che uscivano dal Corbor come proprietà loro. Quindi si sono ingrossati moltissimo, sempre con l'idea di sfruttare la terra. Sfruttare voleva dire trarre fonti di reddito per qualsiasi persona e anche studiarla. Chi riesce però a un certo momento a formulare un passaggio tra quello che era la tradizione quotidiana a quello che fosse un insegnamento, ossia una scuola, è stata una moglie, Cecilia Gradenigo, Gradenigo. È vero, che ha destinato il patrimonio di Stefano Sabatini, che era il 38esimo dei Sabatini della genealogia, per cui molti secoli lavoravano su queste traiettorie, e lei ha voluto, con sorpresa sgradita dei discendenti diretti, ha voluto destinare ai figli dei contadini poveri tutto questo loro proprietà. Benissimo. E istituire la scuola. Abbiamo inteso. Questo è elegantissimo, questa sorpresa sgradita degli eredi.
Cioè, praticamente si aspettavano un fracasso di roba, come diceva Appunto, qualcuno. invece lei ha meditato parecchio prima immagino di che abbia meditato tirarlo parecchio. fuori, ossia probabilmente era chiaro ma non voleva... Ma forse era troppo grande la voglia di, come dire, restituire qualcosa a quelli che avevano dato tanto, leggiamola così magari, no? Sì, Cosa vabbè, dice? non giudichiamo. No, non giudichiamo anche perché non siamo del mestiere. Daniele Marini, professor Daniele Marini, la riporto alla realtà dopo questi passaggi, queste scorribande nella storia. Mi dica oggi esattamente cos'è, a cosa prepara, dove porta. Ma noi siamo inseriti, io spero vivamente, nel solco della tradizione che è stata appena presentata. La scuola oggi vive un cambiamento epocale, tanto per cambiare, insomma. E in questo cambiamento epocale si è inserita la riforma, però ci sono dei nomi nella riforma che vanno sottolineati. L'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente è diventato Istituto Professionale Agrario con 2 indirizzi: valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio, su questo magari ci torniamo tra un pochino sopra, e poi gestione risorse forestali e montane. Quindi la scuola è orientata verso il territorio e il territorio e l'agricoltura del territorio oggi sono ritornati, diciamo, di moda, no? Però oltre alla moda ci dovrebbe essere, secondo me, una chiara sensibilità nei confronti di tutto ciò che questa terra può offrire alla sua popolazione, che è moltissimo, e che purtroppo, bisogna dire, non è né ben conosciuto né ben valorizzato, a proposito di valorizzazione, né tenuto nel debito conto. Io spero che nel futuro la scuola potrà essere un punto di riferimento per i nostri studenti, in collaborazione anche con tutte quelle persone che sono, diciamo così, portatrici di una tradizione, e penso anche all'ERSA in questo momento, perché l'ERSA sicuramente da questo punto di vista è depositaria della tradizione del territorio, dei nostri semi, delle nostre varietà, delle nostre coltivazioni, e la speranza è che queste cose non si perdano. Benissimo, torno da Pietro Fontanini, dal Presidente Fontanini. Coltivazioni tradizionali, appunto, si insegnano qui con sistemi ecocompatibili, che è un filone tutto friulano di affrontare, no? il primario, mi pare, e questo va a ridefinire una volta di più il territorio sul quale insiste la patria, ma anche la provincia di Udine. Sì, perché questo benedetto Friuli è conosciuto nel mondo per prodotti anche di alta qualità. Cito una cosa per tutti, il prosciutto di San Daniele, che è un prodotto mondiale e parte da questa terra, ma poi ci sono tantissimi prodotti. Allora l'agricoltura in questo territorio, che è un territorio limitato se confrontato con altre zone molto più vaste, molto più anche forti per quanto riguarda la capacità produttiva, è un territorio di nicchia, di prodotti di qualità, di prodotti tipici, di cose locali. Mi viene alla mente adesso il frico, no? È un piatto che ha vinto un premio internazionale negli Stati Uniti ed è un piatto friulano della nostra cultura, che nasce da prodotti che sono legati molto al mondo agricolo, cioè il formaggio e quindi queste cose. Poi tanti prodotti che questa terra offre, ma soprattutto grazie a gente che sa coltivare, che sa realizzare questi prodotti, perché questo probabilmente è il plus che riusciamo a dare, cioè gente che ha studiato, che si è impadronita di alcune tecniche, che grazie anche alla facoltà di agraria che abbiamo qui con la nostra università riesce a far fare quel salto di qualità alle produzioni e quindi a qualificare sempre più la nostra agricoltura in senso lato. Mi aveva colpito il fatto, appunto, coltivazioni tradizionali con sistemi ecocompatibili in tempi di OGM più o meno monsanti. C'è qualcosa che vediamo per esempio adesso, e magari se qualcuno, se magari il vicepresidente ci può dire cosa stiamo vedendo sul tavolo, tutto questo ben di Dio. Chi è che può... Il professor Bini, penso. Il professor Bini, ma il professor Bini si è nascosto. No, si è nascosto, pensavo fosse sparito. Non li tolgo. Il professor Bini, tra l'altro, con il quale coordina questa... Esatto, quindi penso che sia lui... No, ma è la vicinanza del professor Del Ponte che abbiamo portato una piccola rappresentanza dei prodotti che l'azienda agraria annessa all'istituto produce, e abbiamo visto il vino, il farro, l'orzo, le marmellate, il succo di mela, l'aceto di mele,
e il sidro di mele, che sono i prodotti che attualmente sono anche disponibili presso il nostro spazio aziendale. L'azienda agraria è importante perché dà la possibilità ai ragazzi di vedere proprio la trasformazione, quindi la produzione, la trasformazione per valorizzare i prodotti agrari. Facciamo vedere anche la faccia del professor Bini, perché altrimenti sembrava una voce fuori campo che non avesse nessun senso. Va bene, Del Ponte, 2 o 3 cappelle per cominciare, però dai, ci sei anche quest'anno. Allora dai, vediamo se troviamo... Ah no, beh, scusa, ti ha rubato... C'è un mi dai il microfono, scusa? Perché poi presentiamo anche un'altra vecchia conoscenza, prego. Cioè, mi rimetto alla clemenza della Corte. Sì, no, posso ringraziare Ringrazia, sì. il Presidente della provincia Fontanini perché senza il contributo della provincia e un altro sostegno grosso abbiamo avuto dalla Fondazione Krupp. Questa sera il Presidente era impossibilitato a intervenire, ma sono i 2 enti che hanno permesso la realizzazione di questo programma. Ringrazio le scuole, perché anche le scuole mettono del loro per poter fare questo, gli studenti, e appunto volevo soltanto dire che per quello che riguarda l'istituto di Pozzuolo, come giustamente veniva detto, è una fra le più antiche scuole del Friuli, è una che ha inciso notevolmente sul territorio, perché se noi pensiamo che dall'81 in poi ha creato gli esperti per quello che riguarda la viticoltura, la produzione anche del vino, ma anche i casari per le nostre latterie, per i nostri formaggi che non sono stati citati, ma penso che anche quelli siano prodotti di nicchia richiesti all'estero. E poi anche i vari tecnici agrari. Qui abbiamo anche presente il professor Bini che è un esperto, il professor Aldo Bini, non il professor Riccardo Bini, è un esperto che è uscito da quella scuola lì e poi ha portato avanti le tradizioni. Un grazie a tutti, adesso sentirei gli studenti per vedere cosa pensano. Io sentirei invece un graditissimo ritorno che il professor Nino Moro, grazie di esserci anche questa volta. Nino, mi sono le scuole particolarmente furlane. Beh, si chiamerebbe del ritorno alla terra, ma la radice furlane è che lì evidentemente, o sbaglio? Beh sì, non posso contestare, non posso dire il contrario, però è sicuro questo, insomma, no? Ma vuol dire in tempi nei quali si vuole chiudere la provincia, per esempio, si parla di OGM, si parla di... Hai capito? Di che una scuola di furlane non è mica così semplice. Io capisco che per te è scontato, ma non è così scontato. No, va bene. Credo comunque che sia una ripresa dell'attenzione al valore dell'agricoltura, del cibo sano, del nutrirsi. Che volevi dire. Sì, questo. Ti ringrazio per l'aiuto che tu mi hai dato. Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi ripartiamo con i ragazzi che ci raccontano la storia di questa scuola. Eccoci qua con i ragazzi dell'Istituto Sabatini di Pozzuolo del Friuli e cominciamo a vedere velocemente la storia. Davide Franco, un microfono e via subito sulla figura di Sabatini, credo, no? Certo. Allora, diciamo che la scuola è stata... scusate, è un po' difficile. No, non credo proprio. Vuoi che facciamo con Daniele? Sì, certo, prima? molto meglio. Daniele, dai. Grazie Davide. Allora, la figura di Stefano Sabatini è una figura abbastanza, diciamo, come un padre per la nostra scuola, perché alla fin fine lui si è imposto fin dalle sue volontà testamentali e il fatto che appunto voleva che la scuola andasse per i figli poveri dei contadini e che fosse appunto una scuola pratica dove poter esercitare, studiare, proprio per anche visto che c'era anche era appena finito il periodo di più povero per l'agricoltura, appunto voleva questo rilancio moderno. Fin dall'epoca del 1800 l'agricoltura della nostra scuola vanta appunto una struttura moderna con insegnanti preparati
e campi irrigui dove poter sperimentare le nuove tecniche sementifere, delle quali per esempio anche tuttora si attuano queste cose anche in collaborazione appunto con l'ERSA, e devo dire che anche nella battaglia del grano del 25 la nostra scuola ha dato un contributo a tutta Italia appunto provando nuove sementi, e quindi sì, la storia ha fatto anche la storia un po' della guerra, della prima guerra mondiale, perché abbiamo combattuto gli austriaci anche a scuola, e quindi questa è una cosa che penso che nessun'altra scuola d'Italia abbia, o comunque siamo gli unici, e quindi anche tutto questo insomma è quello che il Conte Sabatini volle e tuttora i miei professori mantengono. Quindi sono anti-austriaci anche no. Voglio dire. Tu come sei arrivato a questa scuola? Allora, è stato un bel percorso perché io non sono friulano, io arrivo dalla Lombardia e per volere dei miei ci siamo trasferiti qua e ho scoperto anche da internet e da mie conoscenze che avevo già a scuola questa scuola, e ho deciso appunto, per il fatto della sua modernità, per il fatto di come mi era stata presentata e che aveva il convitto annesso, perché sono anche convittore, ho deciso appunto di provare questa nuova esperienza e mi è piaciuto. Fai la stessa domanda alla tua compagna di banco lì? Vai, Sara. Come sei arrivata qui? Come sei arrivata? Come ti chiami, scusa? Banini Sara, vengo da Portogruaro, quindi Veneto, fuori dai confini del Friuli, di poco ma fuori dai confini. E niente, la scuola mi era stata presentata alle medie da un educatore e mi è piaciuta, ho pensato di visitarla e alla fine ho scelto questo percorso che è durato 5 anni, si speri continui con l'università. Ti faccio una domanda difficile, cosa farai da grande? No, io spererei... Avendo fatto questo istituto qui, insomma... No, le mie alternative erano 2 tra le preferite, quindi o veterinaria oppure medicina, in questo caso medicina generale, e adesso dovrò un po' vedere, vado avanti pian piano, passo dopo passo, intanto finisco la quinta e poi si vedrà. Ho capito. Chi ha finito qua si è già mosso, no? Mi pare. Lei, signorina? Buongiorno, mi chiamo Anastasia Clio. Sì, tutto bene? Sì. Ho finito di lavorare da poco, ecco, appunto. un po' di stanchezza. Io ho sempre vissuto da piccola in una città, originario mio papà è di Latisana e ho sempre avuto questo amore per la terra, ma non ho mai avuto modo di praticarlo. Finché in famiglia è venuta la scelta delle superiori in terza media e si sono seduti a tavola e hanno deciso, mi hanno detto: guarda, secondo me tu saresti portata per questa scuola, vuoi che andiamo a vederla? Siamo andati a vederla, mi è piaciuta, colpo di fulmine, e un po' ho ritrovato anche le mie radici, perché mia nonna coltivava mezzadria nella bassa friulana delle terre, sì. Bello. E genetica, anche se ero lontana dalla terra. Agraria, poi cominciano a tirare su. No, ma genetica buona e storia, sì, rimane nel sangue. Sicuramente. E adesso lavoro in un vivaio. E mi sono Può dirci dove? Qui in Friuli? A Portogruaro, Fossalta. Ecco, ho visto, ti abbiamo trovato Vivaio Battiston. E mi trovo molto bene e lavorare con Quindi, le piante. A parte la dà passione tanto. Innata, evidentemente il DNA, voglio dire, la scuola era azzeccata per cui è stata finalizzata a un lavoro di questo genere. Sì. Qui abbiamo invece Stefania Dalla Torre. Sì, che di dove? Di Rivignano. Di Rivignano. E mi sono diplomata anch'io 10 anni fa con lei. E vabbè, anch'io ho scelto un po' la scuola perché avevo anch'io questa passione, questo amore per l'ambiente, per la natura. Poi come si fa nel passaggio dalla terza media alla prima superiore, ho visitato un po' di scuole finché sono arrivata poi appunto a Pozzuolo, mi è piaciuta e l'ho scelta, non mi sono pentita. Cosa ti ha colpito?
Ma vabbè, l'offerta, mi piaceva l'offerta di studio, la possibilità... Tu sei uno spot vivente, il POF, mi piacevano i POF. No, sì, poi... la possibilità ai laboratori, le serre, la possibilità anche di unire lo studio comunque alla pratica, sì, toccare concretamente. Che vi accomuna sicuramente. E adesso? Esatto. Adesso appunto, pur non rinnegando assolutamente la scelta delle superiori, poi ho fatto una scelta un po' diversa, nel senso che poi all'università mi sono iscritta a pedagogia, adesso faccio... Sì, ci sei andata vicino, ma non sì, sì, ma anche se poi appunto quello che ho studiato poi alle superiori ho avuto modo nel mio percorso di studi di toccarlo di nuovo. È sì, servito sì, comunque questo poi percorso. Ho girato, ho viaggiato un po'. Vediamo che voi rispondi. Che altri studenti, che altri scuole, licei, come vi vivono e come li vivete? Fordiarie, dai, dammi una mantuse, no? Io non vado al liceo. Io non vado al liceo. Io alla scuola dell'agraria. Io alla scuola? Agrarie. Hai capito, ma che altri? C'è molto sviorino, c'è rapporto sveso con che altri? Dipende da che desiderio uno ha di fare, il futuro. Sì, la domanda era un'altra, ma insomma va bene stesso. Chi vuole rispondere? Tu hai già superato l'età, quindi puoi dare un giudizio spassionato. Relazionandomi vivendo a Udine, relazionandomi con i miei amici, esatto, che frequentano i licei e altri istituti tecnici, cioè mi guardano sempre dall'alto. Sai che avevo un sospetto, sì. Avevo un piccolo sospetto. Quindi, ma anche all'università non è cambiata la cosa, quindi esatto, siete dei contadini, lavorate la terra. Ma guarda, arrivati all'università siamo tutti nello stesso piano, quindi c'è poco da dire. Anzi, siamo noi che dobbiamo dare una mano agli altri, esatto, perché siamo più avvantaggiati. Vediamo la signorina che stava facendo sì con la testa, se era un tic nervoso o se voleva essere d'accordo. Prego. Sono d'accordo. Vicino alla bocca. Sono d'accordo, insomma, quelli delle altre scuole ci guardano un po' come se fossimo diversi, insomma, che facciamo una scuola molto meno faticosa, però alla fine sarà anche meno faticosa, però rende di più delle altre scuole forse. E questo è un ragionamento tipicamente contadino, scarpe grosse e cervello fino. Io tornerei ai nostri... Ma ci vuole il microfono per dire che non è sbagliato, capisci? Scusate, ecco qua. Non è detto che le attività manuali, eccetera, non sviluppino delle abilità che poi sono fruibili anche in altri campi, anzi più armonica è l'educazione e la formazione, più effettivamente uno cresce e cresce anche in motivazione, soprattutto se fanno qualche cosa che gli interessa. Per cui non è detto appunto che il liceale abbia all'università poi una facilità maggiore a fare il percorso che ne uno che ha fatto l'agrario. È ora di smitizzare un tantino appunto il fatto che soltanto determinate materie o determinati percorsi formano intellettualmente, parlo, la persona. Sicuramente. Per cui appunto ho piacere con sentire uno che sta frequentando l'università che dice devo dare anche una mano agli altri, non mi meraviglia affatto di questo. Se ci sono altri commenti siamo qua, vedete che il microfono non morde nessuno, quindi potete andare via tranquilli, altrimenti torno al professor Polo, l'importanza dell'istituto nello sviluppo complessivo del tessuto economico del Friuli. Beh, noi dobbiamo comunque riallacciarci a quella che è l'esperienza friulana, no? Senza partire dall'amico del contadino del 1842, la scuola domenicale di San Vito e poi ovviamente l'associazione agraria friulana. Ecco, tutte queste cose si incanalano ovviamente verso quella che è il problema della istruzione agraria. Quindi bravissimi questi nostri grossi nobili, eccetera, oppure questi padroni del tempo, del 1800, di queste grosse aziende friulane che avevano comunque una rilevanza anche all'interno della nazione
chiamiamo nazione italiana, ecco, ovviamente era necessario che potessero trovare accanto a sé quelli che erano gli agenti, i fattori, i gastaldi, e quindi persone che avevano una istruzione tale da poter guidare anche verso scelte di un'agricoltura più moderna, più razionale, che potesse utilizzare le macchine. E quindi questa istruzione agraria, che ovviamente diventa il leitmotiv dell'Associazione Agraria Friulana, è quella che matura attraverso la Doralice, Cecilia Doralice, va bene, Gradenigo, sposa di Stefano Sabatini, matura un testamento che riconosce la necessità di dare al figlio orfano del contadino povero. È importantissimo questo, deve essere orfano, va bene, cioè deve essere particolarmente sfortunato questo signore. Ecco, perché lei voleva appunto che i suoi beni andassero effettivamente al fondo, alla radice, quindi non a crescere quella che poteva essere una borghesia che già, diciamo, poteva vivere alle spalle come parassiti di quelli che erano ovviamente i ricchi del tempo, ma i contadini dimenticati della nostra cultura friulana diventassero quelli che sollevavano le sorti con cura e intelligenza. Ovviamente, se tu sei buono di fare il tuo lavoro, il tuo chiamput, tu arrivi a vivere di besol. Quindi non è il besol furlanco, disin sempre, no, ma il besol come autoalimentazione, quindi gli ingrati, insomma, di rangiarsi in una maniera intelligente. E c'è l'ansiator, perché l'importanza è l'ansiator. C'è l'ansiator, pensate che ovviamente le nostre scuole, che ha fatto crescere i circoli culturali, agricoli, i circoli agricoli, no? E dopo vengono fuori dal consorzio, eccetera. Quindi che circuiti si facevano e chiappavano la domenica, chi a scuole, veniva a scuole per studiare le robe, la domenica, perché no che a 3 giorni, perché le domeniche servono libere, prima a messe, religione cattolica, e dopo a scuole di agricoltura. E naturalmente si leva anche gli allevamenti, a visitare le aziende, e addirittura io menavo in Inghilterra, a vedere le esposizioni. E quindi una scuola che si instradava veramente in un Friuli, che aveva da essi differente, non sempre che no sotans, vonde con la sottananza. E quindi chiattarsi, no? Che puare, ma direi, sa alca, sa fa. Benissimo. Dottoressa Di Prampero, condivide questo affresco ha descritto, a tinte anche forti, mi pare, un po' materialista quasi. No, ma ha descritto tutto quello che penso io, basandomi anche su questo libro di Giovanni Collini, che tutti probabilmente conoscono, che io ho anche in una edizione. Permetta. Ecco. Allora, questo è il libro. Continui pure a parlare. Ecco, il libro di questo abate Collini, che ha scritto molte cose sul Friuli, e ha scritto principalmente su come viene fuori questa famiglia Sabatini che si occuperà del far nascere la scuola, e arriva alla nascita della scuola. Io ho questa nella biblioteca di mio marito, con una brutta copia, la minuta, di Antonino Di Prampero, senatore del Regno, nel 25ennale, ossia nel 1906, quando è uscito questo libro, che scrive al prefetto: per favore, prefetto, tenga conto di quello che è valso, lì mette molti accenni anche al Re d'Italia, eccetera, al momento il servitore dello Stato, lo Stato era la monarchia e lui ossequia lo Stato, e dice: prefetto, cerchi di dare un'onorificenza a questo che ha portato a conoscenza quello che è stato la scuola. Sì. E io condivido tutto. Vorrei aggiungere che mentre lei parlava, io penso che noi nell'agricoltura abbiamo fatto molto, perché nel Settecento con Asquini, Gherardo Freschi con la bachicoltura, questa scuola per l'agricoltura in genere. E io vorrei, voi ragazzi, vi siete sentiti in questa nobiltà di professione che ha detto il professor Polo? Questa è una domanda. No, non dir di sì, captazio no? Benevolenze, no, rispondete. Io spero di sì, veramente. Ecco, provate a rispondere. Vi siete ritrovati nobili? Vi siete ritrovati servi della gleba? In una professione, il lavoro nobilita l'uomo, è una professione che ha contatto con la terra, contatto col sapere di quello che noi sempre progrediamo nel conoscere, no? Perché c'è tutta una parte scientifica che vi appoggia, sì? Non vi sentite più stimolati, più sereni,
più integrati. Io Allora, parlo da vecchia. Adesso risponde lui che conosceva tutti quei nomi che sono stati, no? A parte gli scherzi. Un po' di storia la conoscevi tu, tendoglieli. Io no, perché sto frequentando il secondo anno. Ah, il secondo anno, guarda, siamo arrivati appena alla B, il prossimo anno la C. Sì. Non avevo mai sentito di questa storia, adesso che l'ho sentita capisco quanto sia importante. Cioè. Ho capito. Domani parlerai con i tuoi amici e dirai, ma questa signora Gradenigo, Sì, si può anche Sono fare. sicuro, guarda, sono convinto. No, tu perché hai scelto questa scuola? Io ho scelto questa scuola perché a me piace stare a contatto con la natura. Io vengo da Pordenone e ho sentito parlare di questa scuola da una mamma di un mio amico che sapeva che c'era, sono venuto qua. L'ho vista e mi è piaciuta perché aveva anche il convitto annesso. Quindi la questione del convitto è molto Sì. importante. Lei può parlarci un attimo? Certo. Se no, lei sta parlando, prego, finisci. Io sono convittore e mi trovo anche bene, sì, ci trattano bene, ci fanno studiare, ci fanno anche giocare a volte. Vi danno anche qualche soldo ogni tanto? No, quello no, magari, ma quello no ancora. No, non ancora. Prego, del convitto, cosa può dirci? Il convitto annesso è una realtà, diciamo che il valore aggiunto dell'istituto agrario. Fino a pochi anni fa eravamo l'unica realtà della provincia di Udine, adesso c'è anche un'altra realtà a Tarvisio, ma la scuola vive proprio in funzione del convitto, è il convitto che permette la scuola di essere protagonista. Senza il convitto, con questo bacino di utenza che lei ha visto, abbiamo un ragazzo che viene da Napoli, appena arrivato. Ma poi ne troviamo uno anche che viene da più lontano. O viene da più lontano, eccetera, eccetera, è la dimostrazione evidente che la caratterizzazione dell'istituto è associata alla presenza del convitto. Noi abbiamo appunto questo bacino di utenza di 150 km che permette soprattutto interagire sulle diverse personalità, ma sulle diverse modalità del territorio, perché quindi i ragazzi socializzano, stanno bene insieme fra di loro, è una vera e propria agenzia educativa del territorio che si occupa appunto non solamente di dare formazione, ma soprattutto educazione e soprattutto il rispetto delle regole, dei veri valori della terra e i valori umani. E quindi condivido quello che ha detto il professor Polo e anche la contessa, perché ci integriamo in questa realtà, cose semplici ma con principi sani. Benissimo, poi ci sono altri non ha il microfono, non puoi parlare, non ha il microfono. Ma i ragazzi? I ragazzi hanno risposto alla tua domanda, no? Se condividono i principi e il modo di vivere o di vedere l'agricoltura della contessa e di Polo, perché hanno detto io sono venuto in questa scuola perché mi piace stare con la terra, lavorare la terra, andare nelle serre eccetera eccetera, quindi hanno risposto che loro condividono pienamente. Sì, l'analisi era un po' più articolata, però sì. Messa così, sì, va benissimo. Invece ti avevo portato via il microfono. Dì da dove sei originario sostanzialmente. Allora, io sono originario di Ragusa, in Sicilia. Comiso, sì. Mia mamma invece è messicana, viene da Città del Messico. E mi sono ritrovata a fare questa scuola perché frequentando i corsi di orientamento alle medie, un educatore, sempre del convitto, è venuto a illustrarci la scuola, il convitto, le varie materie, e più la giornata tipo in convitto, e io facendomi un quadro ho pensato che quella fosse la scuola. Cos'è la cosa che ti ha convinto maggiormente? È stato l'indirizzo, ma anche il convitto, perché avrei voluto già provare una sensazione di responsabilità, di autonomia, che penso tutte le persone che abbiano scelto il convitto abbiano... questo è un concetto molto interessante, molto interessante. Abbiano voluto scegliere. Bravo, poi ne riparliamo perché devi dire anche delle altre cose. Sì, esatto. Allora io andrei di nuovo in pubblicità, poi rientriamo, parliamo col professor Bini e facciamo fare una chiosa sulla sottanetà al professor Fontanini. Prego.
Eccoci qua di nuovo in diretta, ci sono i saluti del preside, purtroppo per motivi di famiglia non posso essere presente, un caro saluto ai miei studenti e collaboratori, l'IPA di Pozzolo e la Scuola dell'Accoglienza, un caro saluto al presidente Fontanini, preside Vittorio Borghetto, che salutiamo e gli auguriamo ovviamente. Ma l'agricoltura d'oggi è fatta solo di carte e meno di fatti, questo è un messaggio che forse andrebbe la pena di analizzare. Vi risulta che sia così? Magari voi non avete esperienza di questo tipo di cose, magari i vostri professori sì. Comunque anche questo è una... poi c'è questo Pablito qua che miete vittime e poi darei un'occhiata insomma, no, a queste cose. Allora, volevo parlare un attimo di nuovo col Presidente Fontanini a proposito di questa, voglio dire, sottanetà, no, che deve essere superata ovviamente, e chiedergli se non è proprio questo tipo di scuola, questo tipo di atteggiamento nei confronti dell'ambiente, che passa attraverso le scuole che diceva, di cui parlava il professor Polo, ma passa anche attraverso questa scuola e andrà a passare attraverso Agraria, per fare, no, per dare anche un altro pezzo di identità al Friuli. Sì, l'identità di questa terra che è una terra ricca e che deve essere conosciuta di più. Noi purtroppo abbiamo una debolezza, siamo bravi a fare tante cose, però non siamo bravi a commercializzare le bellezze di questa terra, anche per quanto riguarda i prodotti. Ultimamente stiamo vivendo anche momenti difficili, no? Con alcune aziende nel settore agroalimentare che stanno abdicando a quella che potrebbe essere una funzione più orgogliosa di quelli che sono i nostri prodotti, no? E si affidano magari ad aziende che sono fuori di questa regione per la commercializzazione. Questo è un errore secondo me, perché dobbiamo continuare a credere in noi e avere la certezza che i nostri prodotti sono di qualità e buoni, perché realizzati da ragazzi che hanno studiato, che si sono preparati, che hanno completato la filiera, perché forse la cosa che ci mancava nel passato era anche la facoltà di agraria. Per fortuna c'è la filiera completa, esatto. Si inizia in pratica con questa scuola e si può andare poi alla facoltà di agraria per completare un ciclo di studi e poi entrare anche nel settore produttivo con le conoscenze che permettono, ripeto, di raggiungere risultati importanti. Poi è interessante anche che vengono ragazzi da altre regioni perché hanno capito che qui da noi le cose si fanno seriamente, che c'è una buona qualità, che si danno ottimi servizi, perché il convitto è una cosa che impegna, lo dico io come provincia, perché abbiamo il compito di dotare in pratica la scuola di strutture che siano al passo con i tempi. Qualche volta siamo un po' in ritardo perché ci sono sempre opere da fare, lavori da realizzare, il patto di stabilità ci impedisce di essere più rapidi nelle cose, però sono strutture importanti che permettono loro di fare anche un ciclo formativo buono, no? Perché oltre alle serre, ai campi, agli insegnanti, ci vogliono anche locali che riescono a dare a loro quella serenità, insomma, certo. Di Poi poter stare. Era molto apprezzabile il ragionamento Dino del ragazzo che parlava dell'autonomia, no? Una scelta di autonomia. Avere il convitto significa poter anche autogestirsi in qualche maniera. Certo, e a superare anche quell'atteggiamento eccessivamente individualista che sta imperando un po' dappertutto, e fare invece imparare a lavorare assieme predispone anche poi per organizzarsi a livello di commercializzazione, se vuole, del prodotto, per cui è un valore aggiunto nella formazione globale e che aiuterà, io lo dicevo l'altro giorno ai ragazzi, aiuta a crescere, ma a condividere difficoltà, esperienze, emozioni, ma soprattutto a condividere il lavoro e a compartecipare, a diventare praticamente possibili soci in quello che può riguardare. Si riferiscono proprio agli impianti dell'istituto. Sì, per cui anche l'anno scorso avevamo cercato di sottolineare l'importanza che può avere il convito a livello proprio formativo. Esatto. Bene, basta così. Prima di parlare degli indirizzi della scuola con il professor Marini, avrà un attimo di pazienza ancora, volevo presentarvi il professor Aldo Bini, collega peraltro al Gazzettino qualche decennio fa. L'altro ieri, diciamo. Ci racconti la sua storia intrecciata con quella della scuola. Allora io sono venuto a scuola a Pozzolo dopo aver frequentato la scuola di avviamento professionale alla Tisana.
naturalmente è stato un salto, non dico nel buio ma quasi, perché era appena finita la guerra e io posso ricordare dei miei compagni di classe che avevano 3, 4, 5, 6, 7 anni più di me, gente che aveva lasciato gli studi per la guerra, addirittura qualcuno anche impegnato nella resistenza, eccetera. Dopo, naturalmente, abbiamo ripreso, ci siamo ritrovati e abbiamo fatto il percorso insieme, naturalmente ci hanno forgiato in una maniera tale che secondo me abbiamo fatto tutti poi una certa strada, molti nel settore dell'agricoltura, come diceva prima Polo, amministratori, direttori di aziende, direttori di filiali di consorzio agrario, di circoli non agrari. tutti saranno andati, sì, ci saranno questi e quelli. E no? poi non creiamo illusioni. No, alcuni alcuni. Naturalmente non hanno seguito quella strada, hanno avuto altri indirizzi. Anche io, per esempio, sono stato chiamato a fare, intanto che trovi un posto consono ai tuoi studi, eccetera, 1 anno, 2 o 3, e invece mi sono fermato una roba come 41 anni. 40 e ho anni. insegnato nelle cosiddette scuole di avviamento professionale prima che nascesse la scuola media, quella che è attuale. L'insegnamento numero 1 che lei dava ai ragazzi? Primo. Intanto, prima di tutto, l'educazione, dopo viene la materia e dopo viene praticamente, prima la formazione della personalità dell'individuo. Ho tenuto sempre presente questo fatto, soprattutto perché ho avuto la possibilità di essere inserito in quella che era la scuola sperimentale. Prima che nascesse la scuola media, ci sono stati dei cicli di scuola sperimentale di media unificata. Io sono stato chiamato, ho aderito, ho fatto e lì, dico la verità, ho imparato diverse cose. No, ma le chiedevo cosa ha insegnato, non cosa ha imparato. No, vabbè. Ho insegnato applicazioni tecniche, poi. I valori che ha insegnato. Va bene, ci sono anche molti messaggini da genitori di un ragazzo lì presente. Confermiamo che la scuola e il convitto permettono di fare esperienze operative, crescere nell'autonomia delle relazioni umane e pronti per affrontare il futuro professionale. Poi dice sempre Pablito, vabbè. Un saluto ai nostri ragazzi, da chi ha frequentato l'istituto agrario e con il meritato diploma ha potuto accedere ai concorsi statali per lavorare nella stessa scuola. Ciao da Sonia, che da studentessa è passata a dipendente. Poi, ma l'opera, ecco, questo potrebbe essere interessante, ma l'opera Pia Sabatini come contribuisce al sostentamento della scuola e le proprietà dell'opera a cosa servono? Ecco. Risponde lei? Sì, prego. Rispondo io. Rispondo a nome del Presidente, sì? Monsignor Gerbezza, che ho sentito stamattina e mi ha raccomandato di ricordare che noi siamo sempre aderenti a quello che è stata la volontà testamentaria che ha fatto nascere nell'81 la Fondazione, ossia di essere fedeli a formare un agricoltore che sia conscio dei valori che porta dentro e conscio dei valori della comunità. E noi abbiamo come presidente l'arcivescovo che delega e nomina i suoi consiglieri e ci adeguiamo proprio a quello con fedeltà. Naturalmente dall'81 sono cambiate le strutture, però lo spirito è sempre quello e noi ci cerchiamo di adeguare a questo. Materialmente arriviamo al materiale, abbiamo dei fondi, questi fondi vengono erogati per le borse di studio, per cui io ho un bando qua del 92, 892, bando di concorso per la sottolineazione, ci sono 2 categorie, le scuole inferiori e le università. Pensavo fosse dell'892. No. Elaboriamo sempre questo bando e richiediamo la certificazione anche della situazione patrimoniale della famiglia e se non riusciamo a dare tutte le borse di studio, perché ogni tanto o per ignoranza
degli allievi oppure per pigrizia, e qua io lo compiango un pochino, ogni tanto ci avanzano delle borse studio e non le assegniamo. E allora cosa facciamo? Aiutiamo le scuole, l'asilo di Pozzuolo, che è membro di diritto, oppure le scuole di formazione, le scuole che hanno bisogno, eccetera. Molto bene, grazie Questa è Cativella, la lasciamo lì, poi facciamo magari... le scuole agrarie di oggi hanno solo il compito di fornire un diploma a coloro che hanno già un'azienda in famiglia. Non ci sono professori che abbiano i calli alle mani, lavorando la terra e capacità di insegnare materie pratiche. Servono corsi più pratici e diversificare con altri settori agroambientali e forestali. Insomma, potrebbe essere uno spunto per parlare lungamente. Invece, se vuole intervenire ovviamente, professor Marini, invece poi ci dice degli indirizzi, così torniamo a bomba. No, ma ci sono stati due messaggi che secondo me sono stati molto significativi. Questo, che ha perfettamente ragione chiaramente chi l'ha inviato, e quello precedente che diceva che ci vogliono più fatti e meno carte. E questo è vero, è sfuggito lo sketch, riproponiamolo per la telecamera. Io devo dire che per hobby mi dedico un po', diciamo così, a mettere per quello ai calli nelle mani. Ci sono qualcosina. La scuola lascia pochissimo tempo libero, devo dire la verità in questo momento. Però mi riallaccio anche a quello che diceva la contessa di Prampero, che diceva che la scuola è nata per garantire le volontà testamentarie dei sabatini. Io le ho lette proprio in questi giorni, perché dovevo venire qua, e una mi ha colpito in particolare, perché da quando sono arrivato in questa scuola l'ho sempre tenuta presente, cioè di avere un'azienda che produca reddito, cioè che sia in attivo. E questa oggi, lo dobbiamo confessare perché è una verità, è una cosa molto molto difficile, soprattutto in una scuola che ha tante, diciamo così, esigenze che non sono solo quelle del puro reddito, ma sono anche le esigenze didattiche. Io credo, professor Bini, di queste cose ne parliamo praticamente ogni giorno, ci confrontiamo insieme tutto il tempo su questa esigenza della scuola di ripartire proprio dall'azienda e dalla redditività dell'azienda. Ci sono gli ostacoli burocratici che il signore che ha spedito il messaggio ha richiamato, e per la scuola pesano tanto quanto pesano per le altre aziende, e forse anche un po' di più. No, insomma, siamo uguali. Siamo lì, comunque pesano. E poi ci sono le esigenze dei ragazzi, però c'è anche l'esigenza di dimostrare ai ragazzi che si può lavorare con la terra in equilibrio con il territorio, cioè senza chiedere alla terra più di quanto possa dare, restituendo fertilità al suolo e nello stesso tempo ricavando un prodotto di qualità. Questa è una sfida per la nostra scuola, che noi abbiamo affrontato per esempio attraverso i progetti. Il progetto che abbiamo concluso appena da poco tempo con Cirmont, Ersa, sulla rapa per esempio, sulla rapa di Verzegnis. Abbiamo curato anche attraverso il progetto Heritage gli orzi nudi, per dare, diciamo così, un segnale di qualità alimentare alla produzione, e cercando sempre di fare il lavoro dell'agricoltura tenendo presente concetti come ecologia e sostenibilità, che io so che non piacciono tanto in realtà perché al nostro settore, non piacciono tanto, però io sono convinto che questi principi, cioè il fatto di andare a favore di natura, i cinesi lo dicono, se vai con la natura ti restituirà in abbondanza. E se invece vai contro, cioè un po' la violenti, la natura farà fatica a darti un reddito. E proprio pensando anche all'agricoltura del passato, per esempio di nuovo ancora l'agricoltura cinese. L'agricoltura cinese ha funzionato fino a quando è stata un'agricoltura in equilibrio tra le persone e il territorio. A me piace spesso ricordare agli studenti lo Xintian, cioè un metodo in cui il territorio era diviso in 9 parti, assegnato ad 8 famiglie. Ecco il lavoro comunitario che nell'agricoltura è importante, la collaborazione tra le persone.
tra le diverse competenze, perché l'agricoltura ha tantissime competenze e una persona da sola non può averle tutte. E ha funzionato quando il territorio era diviso in 9 parti, assegnato ad 8 famiglie, un nono era per lo Stato e gli altri 8 noni erano per queste famiglie. Quando sono andati verso il latifondo, lì sono cominciati la povertà, i moti sociali, le invasioni, cioè si vede l'impero come ha navigato, diciamo così, in funzione dell'agricoltura. Degli indirizzi parliamo dopo? Sì, no, beh, posso anche... Ma è questo l'indirizzo, cioè l'indirizzo della scuola, al di là dei nomi, no, che li abbiamo citati anche prima, no, i due indirizzi, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione risorse forestali e montali, con le diverse materie, dalla silvicoltura alle tecniche di allevamento vegetale ed animale, le coltivazioni erbacee, le coltivazioni arboree, la zootecnia, insomma in un posto o in un altro dei 2 indirizzi si trovano tutte queste materie. È l'agricoltura, insomma, che è l'indirizzo, o dovrebbe essere l'indirizzo. No, è quell'agricoltura che è l'indirizzo, perché altre agricolture evidentemente... Però è chiaro che questa diciamo così, esigenza didattica di dare le nozioni scientifiche, di dare le nozioni tecniche, poi deve incontrare anche per i ragazzi la loro esigenza, che è quella di avere un futuro, di avere una possibilità, una dignità nel lavoro che svolgono. E l'agricoltura questa dignità la dà nel momento in cui non è semplicemente una vacca da mungere. E lì ci potrebbe essere anche una citazione, adesso non ricordo se di Canto o di Nietzsche, che dice: vedi come tratti i tuoi animali e vedrai poi che alla fine questa società tratterà nello stesso modo anche gli uomini. No? Allora, su questo punto... Ma questo è anche preoccupante se vede su questo punto io direi che c'è molto da riflettere per i nostri ragazzi e anche per noi come insegnanti. No? Ma ad oggi manca qualche struttura, terreni o mezzi per far continuare la vita della scuola anche con un numero di iscritti che ha fatto sì che fosse accorpata da altre scuole? Non è proprio scritta in modo tanto intellegibile, ma avete capito cosa vuol dire? Beh, la nostra scuola non ha un'autonomia, diciamo così, perché per raggiungere l'autonomia ci vogliono 600 studenti, ma direi che poche scuole oggi sono da sole, penso si contano ormai ci sono questi istituti superiori di istruzione che raccolgono vari tipi di indirizzi. Noi siamo collegati in questo momento a Codroipo, all'Inusio di Codroipo. Sì, a questo proposito voglio dare un dato confortante, quindi mi rivolgo anche al Presidente Fontanini. Oggi il dirigente scolastico Borghetto mi ha comunicato che dopo tanti anni abbiamo superato i 600 iscritti. Siamo arrivati a 603, dato ufficiale di oggi, abbiamo fatto i calcoli, abbiamo avuto un boom di iscrizioni del 20% e abbiamo superato quella soglia psicologica dei 600, quindi i nuovi indirizzi dell'Inusio portano in una nuova direzione e quindi ringraziamo tutti i collaboratori perché tutti hanno operato, come l'Inusio sto parlando adesso, a recuperare e valorizzare soprattutto le scuole del territorio. Io so che Fontanini ci tiene molto a questo passaggio di mantenere i ragazzi sul territorio e quindi Codroipo, in modo particolare l'Inusio, con i suoi 4 indirizzi, un liceo scientifico, un commerciale e 2 professionali, ha cercato attraverso i sindaci del mandamento, attraverso il comune di Codroipo, di fare una fase di orientamento con nuovi indirizzi, l'enogastronomico che sta andando molto bene e il nuovo liceo sportivo, seppur non come quello del Bacma, ma territoriale, che ha dato buoni risultati e oggi abbiamo superato i 600 iscritti. Bene, questo ci fa piacere. Un saluto dai ragazzi del convitto, vogliamo sentire le vostre voci, questo non lo dico io ma lo dice il messaggino. E in particolare Pavanelli. Però la verità è che amiamo Pablito e quindi siamo no, volevo sentire se era il caso a commento di quel messaggino dove si diceva queste scuole qua servono soltanto a dare un diploma ai figli di chi ha già un'azienda. Ecco, intanto vorrei capire da voi chi ha già un'azienda, così siamo a posto. Allora, precisiamo che io non ho un'azienda agricola. Papà? No, proprio nessuno ha un'azienda agricola nella mia famiglia. Però non è vero, cioè non serve solo per dare un diploma a chi ha già un'attività avviata agricola. Dà un'infarinatura generale molto ampia come scuola, quindi come preparazione a tutti i rami universitari e
per esempio anch'io che non ho un'azienda, diciamo che è una scuola come tutte le altre che ti può preparare anche ad aprire un'azienda, ma non per forza uno la deve già avere. Ho capito. Chiedo ai dirigenti, insomma ai professori, come tipo di risposta del mercato del lavoro? Trovano lavoro in quanto tempo? Lo trovano subito? Bisogna aspettare? Ci sono queste possibilità familiari che assorbono anche, no? Magari qualche diplomato? Sì, diciamo che chi è già inserito in un'azienda, nel senso che il padre o la madre o il nonno generalmente si reinserisce nella sua azienda facendo, diciamo così, tesoro di quello che ha imparato a scuola. E ci sono però anche altre persone che sono già intervenute comunque, Clio, Stefania, Clio, infatti stavo per che chiederle quanto tempo possono ci aveva anche messo. scegliere altri percorsi oppure tornare all'impiego in agricoltura, magari non provenendo da famiglie agricole. Ecco, allora, intanto chiediamo a Clio quanto tempo ci ha messo per trovare lavoro? Io ho cominciato l'università, poi non sono riuscita a concludere il percorso di studi e da quando ho deciso di non continuare l'università nel giro di 6 mesi. Ecco, benissimo, questa era la risposta con un attimo e torno lì e dico, ma ci sono segmenti di attività che presentano una richiesta, una domanda di queste figure professionali? Ma oggi per esempio sono molte richieste persone che sappiano potare bene, per esempio. Ecco. Oppure persone però anche su settori che comunque vivono difficoltà, le persone che sanno per esempio fare formaggio, per dire. Sono persone richieste. L'agricoltura secondo me non dà segni dal punto di vista, diciamo così, dell'esigenza di lavoro di cedimento. Purtroppo il problema, l'abbiamo sentito, può essere il reddito invece, cioè il fatto di ricavare effettivamente il pane da quello che si fa. I nostri ragazzi possono anche avere delle difficoltà nell'incontrare lavoro dopo la maturità, dopo il diploma di Stato. Ci sono anche ragazzi che si sono lamentati di aver avuto delle difficoltà nel trovare lavoro, bisogna riconoscere anche questo. Però direi che chi ha già l'azienda si reinserisce all'interno dell'azienda e molti altri vedo che comunque trovano lavoro o rimangono all'interno del lavoro agricolo. Molto bene, un'analisi una buona percentuale. Molto onesta, perché altri venivano e dicevano sì, sicuro che ce troviamo a posto, eccetera. Invece andiamo coi piedi di piombo. Mi pare che un pochino tutte le scuole abbiano difficoltà al giorno d'oggi a dare una prospettiva immediata. E per quello appunto che parleremo anche della necessità appunto di una preparazione dell'acquisizione di competenze di tipo europeo, perché si dovrà tornare a pensare magari a cercare lavoro anche al di fuori dei confini della nostra piccole patrie, no? Patrie abbiamo detto, piccole... La si sta picciola, queste patrie furlane, no? E quindi dico... Non è soltanto dell'istituto agrario che presenta queste difficoltà, ma un po' tutti gli istituti al giorno d'oggi. Va bene, facciamo ancora una pausa e poi adesso dovete parlare perché dovete presentare stage, cose strane. Prego. Eccoci qua, siamo ancora con gli amici dell'agrario di Pozzuolo. Un saluto da un vostro compagno, peccato che la riforma scolastica abbia fatto diminuire le ore pratiche sul campo, Silvio Dindoman a Scuole. Questo è Andrea. Sono un ragazzo della scuola, la scuola coltiva cultura biologica, parliamo se conviene oppure meno, perché questo è uno stimolo interessante. Ad oggi manca quello, no, questo l'abbiamo già letto, c'era un altro discorso sul fatto che fosse finito Gabbo, sul fatto che fosse finito il vino, non ho capito qual era il messaggio. Aspetta che arriva. Finito il vino. È un amico questo che sì. È nato sicuro che è un amico? Sì. Sì, perché siamo fissi con...
sull'enologia, perché faccio sempre discorsi sul vino, di qua, di là. Ogni volta che vado a al bar chiedo un taglio, sempre che mi dicono ma che sentori ha questo taglio? Va bene. Allora andiamo avanti perché siamo anche un po' in ritardo. Sull'azienda agricola parla Sara Banini, c'è scritto Banini, non vorrei sbagliare. Banini? No, è giusto. Giusto, benissimo. Dai. Niente, l'istituto è dotato di un'azienda agraria di 19 ettari che è suddivisa tra il bosco, il seminativo, il vigneto, il frutteto e le serre. E all'interno dell'azienda agraria noi mettiamo in pratica qualche immagine magari così. Mettiamo in pratica quello che apprendiamo dal punto di vista teorico in classe e produciamo i prodotti che prima il professor Bini ha esposto brillantemente. La nostra azienda agraria è diventata anche fattoria didattica e questa cosa, diciamo, è molto importante perché riusciamo ad avvicinare i bambini di elementari, medie, l'asilo all'ambiente e a farli capire quanto... Spiega un po' in cosa consiste la fattoria didattica. Praticamente appunto le scolastiche, quindi varie classi delle scuole materne vengono a visitare il nostro istituto, magari fare dei piccoli lavoretti che ovviamente i bambini di quell'età possono fare nelle serre, quindi magari dei rinvasi di alcune piantine che dopo si possono portare a casa e appunto ci aiuta a noi a far capire l'importanza dell'ambiente ai più piccoli e l'importanza appunto del territorio e di riuscire ad aiutare e insomma a tenere bene il nostro ambiente perché è importante. Spero, no? Dico, li vendete sì, anche, questa è la nostra serra. Sì, appunto, perché sono troppo belli. Qua ci sono due ragazzi che stanno lavorando, stanno sistemando delle piante nei tavoli che possono essere anche irrigati, quindi fare idroirrigazione steranea. Idroponica. Questo è il vigneto dove noi appunto facciamo la vendemmia, la potatura, seguiti dagli insegnanti, specialmente le classi terze fanno appunto vendemmia, raccolta mele, potature. Non so se l'abbiamo detto, ma ci sono 20 ettari di... 19 ettari, sì. Non male. Poi vigneto, frutteto, ortoflora vivaistica, meleto. Meleto, sì, e il bosco. E seminativo. Beh, insomma, ce n'è, no? Sì. Ce n'è di che sbizzarrirsi. Certo. Paolo Zussino. Qui. Giusto, no? Stage. Sì. Yeah. Da oltre 20 anni la nostra scuola ha aderito ad un progetto di stage. Il microfono verso la bocca. Ha aderito a un progetto di stage. È una buona opportunità per scoprire il mondo del lavoro. Fai una cortesia, tieni il microfono verso la bocca. Ancora più vicino. Scusate. Così, ecco. Basta, mi viene spontaneo. Timido. Va bene, dai. Vai avanti. È un progetto che riguarda solo le classi quarte e quinte. E andiamo a lavorare di solito nelle aziende più vicine a casa, quindi magari finita scuola, se ci troviamo bene, proprio così possiamo essere anche presi a lavorare lì finita scuola. È capitato? Sì, è capitato. Sì, io ho fatto 2 anni in un'azienda vinicola e mi hanno già detto che finita scuola probabilmente potrei andare lì a lavorare. Ho capito. Altri che abbiano fatto qualcosa di simile? No. Dillo, no? Tutti fanno. Sì, anch'io ho fatto appunto questo progetto di alternanza scuola-lavoro, quindi stage, in un'azienda anch'io vitivinicola, mentre lei in latteria. No, vitivinicola anche tu, e mentre io ho fatto la latteria l'anno scorso e comunque è stata una cosa anche interessante, anche perché si va a mettere in pratica quello che i libri dicono. E una cosa è capirlo sul libro, una cosa è toccare con mano quello che alla il libro fine ti hanno detto dice. Quando avrà finito venga da me che le offro un posto di lavoro?
Diciamo di sì. Più o meno, no? Più o meno sì. A me mi hanno adottata come seconda figlia e quindi tu hai già il lavoro. sono a posto. Sei a posto, benissimo. Professore, lei voleva dire qualcosa Sì, ed è proprio questo uno degli elementi fondanti, cioè il fatto stesso che i nostri ragazzi vanno a fare gli stage sul territorio di loro provenienza e vuol dire reinserimento sul mondo del lavoro della loro realtà scolastica. Per esempio abbiamo ex convittori, ex studenti che ci vengono a trovare e ci dicono dove ho fatto lo stage, lì mi hanno assunto. Io vedo che tu, Zucchini, tu sei proprio, no? Tutti i tuoi compagni, se non vado errato, siete diplomati lo scorso anno, ecco, tutti quanti, ho iscritto all'università, tutti hanno trovato lavoro. Sì, infatti, soprattutto all'inizio del mio corso mi hanno fatto un'esposizione, dopo i 3 anni si trovava lavoro entro i 6 mesi, cioè il massimo, e poi arrivando anche ai 5 anni si trovava entro un mese, si veniva subito assunti. Soprattutto nel mio corso tecnologie alimentari che sto svolgendo adesso e che sono al primo anno. Poi il rapporto col territorio stabilisce anche un rapporto con l'azienda, quindi i nostri ragazzi che frequentano spesso le stesse aziende che sono collocate, no, sul territorio perché tutti provengono o da quella zona o da quell'altra, alla fine la scuola si è fatta anche un nome significativo, perché i ragazzi che mandiamo li mandiamo con dei criteri ben chiari, seguono molto bene il discorso della sicurezza sul posto di lavoro, quindi c'è anche formazione sul decreto legislativo 81, quindi lavoriamo in perfetto contatto con quella che è la vera realtà. Molto bene, Massimiliano Valvo, potatura, esercitazioni? Durante le ore di lezione facciamo sia la teoria in classe, sia andiamo fuori a fare esercitazioni nel vigneto, nel meletto di potatura o di vendemmia. Poi la scuola ha a disposizione 2 laboratori, uno di scienze, biologia applicata e uno di chimica, dove si fanno vari esperimenti. Fine? Proprio così. Sono un ex alunno, volevo dire che l'Agraria fornisce anche lavoro agli alunni tramite conoscenze, soprattutto tramite lo stage. Un saluto a Paolo, a Polo, a Marini, a tutti i professori che mi hanno fornito nozioni importanti per continuare il lavoro iniziato da mio padre nell'azienda di famiglia Nicola Salmaso. Poi abbiamo, è un piacere, dice, insegnare in un'isola felice, l'IPA Sabattini è una grande famiglia e nostra soddisfazione è raccogliere elogi da numerose aziende che nell'ultimo biennio ospitano i nostri alunni in percorsi di stage. I ragazzi infatti si distinguono per motivazione e impegno, prova ne è che molte di queste realtà aziendali richiedono di reiterare l'esperienza con i medesimi allievi pure nei periodi estivi. Professoressa Roberta Ortis. Poi abbiamo tra i vecchi convertitori c'è anche... convertitori e alunni dell'Agraria c'è anche Rigo Sante di Socchieve con i suoi caprini e sicuramente Polo passando di lì. E poi c'è questo Captatio Benevolenza, un saluto particolare al professor Riccardo Bini, sperando in un 6 nelle relazioni di chimica. Evviva la sincerità. Vediamo se c'è anche una telefonata. Ecco, buonasera. Buonasera. Sono Concetta Iva e telefono da Gonars. Volevo dare una testimonianza personale a tutti i ragazzi lì presenti. Io e mio marito ci occupiamo di un pezzetto di terra ereditato e lo coltiviamo con metodo biodinamico. Siamo degli associati all'Associazione Biodinamica del Friuli Venezia Giulia e recentemente siamo stati 4 giorni a Firenze per il 32esimo congresso internazionale di agricoltura biodinamica. Stavamo celebrando il 90° anno della sua fondazione da parte di Rudolf Steiner durante la conferenza di Koberwitz. Chi vuole documentarsi può farlo. Wikipedia. Ma che cosa volevo dire ai ragazzi? Eravamo lì in 500 persone e a parte gli studiosi, i biologi, gli agronomi, i meccanici eccetera che davano testimonianza del lavoro in questo filone dell'agricoltura,
abbiamo notato una quantità incredibile di giovani molto scolarizzati e non solo in agraria ma in diverse discipline, che stavano tornando nella terra dei nonni e vogliono dare un'impronta del tutto originale con questo sistema di coltivazione e guardano al futuro con speranza. Volevo anche dire che in questo particolare indirizzo dell'agricoltura ci sono degli aumenti di manodopera e di occupazione a 2 cifre, vale a dire del 20%. Quindi ai ragazzi, preparatevi bene, amate la terra e la natura, c'è sempre da imparare e vi arricchirà notevolmente anche come persone e nelle vostre relazioni con l'ambiente in cui vi trovate. Grazie. Grazie a lei, grazie della testimonianza. Parlate di queste cose, di biodinamica, agricoltura biodinamica. Pavanelli può dire che... Pavanelli, sempre lui. anche Quaglia può dire, anche Michael adesso no, può dire, Quaglia dice, sì. no, facciamo parlare Quaglia perché ha anche qualcosa di più importante da dire. Dai, Allora, microfono, ecco, bravo. Praticamente sin dal 2000 noi come scuola, già dal 2000 abbiamo praticamente convertito una parte delle nostre colture da agricoltura convenzionale a agricoltura biologica. L'abbiamo fatto principalmente per 2 motivi. Allora, il primo per un fatto principalmente ambientale e legato diciamo, al rispetto verso la natura. Il secondo principalmente per legare l'aspetto della natura a un aspetto, diciamo, anche di lucro, perché insomma sappiamo che l'agricoltura biologica anche per... Si dice reddito, lucro, suona male. Sì, anche per fatti di burocrazia viene a costare un po' di più, no? Di conseguenza abbiamo preferito mettere su un piano, diciamo, sullo stesso piano sia agricoltura biologica che convenzionale, per fare, diciamo, 2 panoramiche differenti. No, ma devi dirci anche senza falsa modestia cosa hai fatto tu. Sì, ho vinto praticamente, abbiamo fatto faccio riprendere. Abbiamo fatto un concorso per l'agricoltura biologica e sono stato premiato a Udine dal vicepresidente della regione. No, la cosa strana è che si chiama, come si chiama? Coltiva l'ingegno. Coltiva l'ingegno va bene perché è il gioco di parole, ma l'ingegno si pensa sempre che sia qualcos'altro di lontano dall'agricoltura. E invece, no, vero? Sono luoghi comuni, però c'è questo tipo di... Cosa dici? Adesso... Prego. C'è tanta ingegneria oggi in agricoltura. Sì. Io spero anche con i ragazzi quanto prima di poter collegare anche alcuni lavori che stanno facendo all'Università di Udine o anche in Friuli, per esempio. Voglio ricordare così un amico, anche Carlo Ferrato, con la sua stufa pirolitica, il professor Peressotti, sempre all'Università di Udine. Certo che ne parliamo con gli studenti, anche abbiamo avuto progetti che hanno fatto entrare un pochino queste innovazioni all'interno della scuola. Quello che segnalava Michael per me purtroppo resta un grosso punto interrogativo, cioè la parte burocratica nell'agricoltura biologica oggi pesa veramente tanto e su alcuni aspetti rischia di limitare anche proprio quella biodiversità che l'agricoltura biologica o biodinamica, poi possiamo metterci tanti nomi, anche quella convenzionale senza tanti fronzoli dovrà, anche perché poi la stessa Europa dirà l'agricoltura integrata, la lotta integrata sarà probabilmente un obbligo in futuro. Senza chimica e andare verso... diciamo senza o comunque con un uso più attento, con un uso più attento, senza voler fare così un ragionamento troppo di parte, ma anche l'agricoltura convenzionale dovrà avvicinarsi alla fertilità del suolo, come no, e alla sua gestione. Quindi penso che ne parliamo spesso in classe di questo. Molto bene, anche perché appunto ne parlate evidentemente al punto che ha vinto premio, insomma questo è il discorso. Amaru, no? Io trovo scritto Grande Guerra, non vorrei che avesse sbagliato di nuovo il mio amico. No, non ho sbagliato affatto. Prego. Allora, il convitto, oltre a svolgere le mansioni di studio
e di ricreazione, quindi di tempo ricreativo o altre attività, offre anche la possibilità di alcune gite. Tra queste gite che abbiamo fatto c'è quella sulla Prima Guerra Mondiale a San Martino del Carso, che è stata fatta soprattutto anche per il centenario della Prima Guerra Mondiale, e proprio appunto per questo l'abbiamo ricordata, perché la nostra scuola, grazie alla disponibilità, anche perché c'è da ringraziare il convitto che ha permesso questa gita, che ci ha portato appunto a San Martino del Carso, dove abbiamo percorso tutti i sentieri che avevano percorso gli stessi soldati quando combattevano, e ci siamo come immedesimati in quel ruolo, e ci siamo resi conto di... Ci sono le foto di questo luogo? Insomma, sì, vediamo sì, se... Dovrebbero, vero? Beh, dai, finisci. Sì. Sì, ma un altro esempio è stato quando abbiamo percorso tutta la montagna e siamo arrivati alla fine, abbiamo visto il mare. Lì, appunto, sembra strano, ma lì è dove Ungaretti si ispirò alla poesia Mi illumino d'immenso. Che è la più facile da ricordare di tutta Sì. la storia. Sì. Va bene, grazie della tua esposizione, non volevo interromperti, ma ormai siamo un po' fuori. Io direi di cominciare a chiudere, e chiuderei soprattutto con il Presidente della Provincia, perché furlanetà in quantità industriali, pur parlando di agricoltura, no, non si è mai veduti, insomma, no? Una scuola dei giovani, il tipo di conoscenza, il tipo di messaggio, la merceologia addirittura dal prodotti, credo che siete in proprio Furlan a tutto tondo, no? Ma Furlan a tutto tondo nata molti anni fa, perché questo è stato ricordato, no? Questa lungimiranza di una nobildonna in quel di Pozzuolo, creare una scuola agraria in cui i corsi erano dedicati agli allievi che frequentavano anche quella volta, ma la domenica, come è stato detto, si facevano corsi supplettivi per insegnare, perché era importante insegnare a fare un salto di qualità a coloro che operavano in agricoltura. Quindi è una scuola antica, poi ce ne sono venute altre scuole importanti, perché abbiamo un'altra scuola, non dobbiamo dimenticare anche a Cividale, che c'è l'Istituto Agrario, ne che facciamo anche una alla volta, no? dà un contributo importante, però sono due scuole che secondo me danno alla nostra terra friulana la possibilità di poter offrire a chi vuole impratichirsi, chi vuole anche gestire questi nuovi percorsi didattici e anche nuove professioni, che sono quelle legate un po' ai nostri prodotti agricoli della terra, delle grosse possibilità, perché sia gli insegnanti sia le strutture permettono veramente una preparazione di buon livello. Sì, stasera l'abbiamo dimostrato. E quindi non si dice. non bisogna emigrare, ecco, per imparare. Poi se, come diceva il professor Del Ponte, qualcuno dovrà emigrare perché andrà in giro magari a insegnare come coltivare la terra, si potrà anche fare. Mi ricordo ad esempio i friulani che sono andati in Argentina, quando sono arrivati laggiù non c'era niente e hanno proprio insegnato come si coltivava, come si faceva in quegli anni. Io spero che molti di questi ragazzi restino in Friuli e in Friuli facciano quello sviluppo, quel lavoro importante per far crescere un po' la qualità e abbiano anche loro le soddisfazioni che meritano, perché dopo un certo periodo di studi è giusto che anche poi la professione dia quelle soddisfazioni che purtroppo adesso nel mondo agrario la redditività è molto bassa e non dà soddisfazione, non fa giustizia a chi si impegna, a chi lavora moltissimo e che vede magari il commerciante avere più redditi, più utili rispetto a chi produce, perché questa è un po' una delle anomalie italiane. Il latte costa niente a chi in pratica lo munge e costa
significativamente magari di più a chi lo consuma. Queste sono cose che vanno un po' migliorate. Speriamo che questa Europa dia una mano anche all'agricoltura a essere più giusta nei confronti di chi lavora e di chi produce. Benissimo, potrebbe essere la chiusura, però Bini cosa ci sta mostrando? Sto mostrando un certificato Sì, lo faccia vedere a noi, di valutazione fisica del 1952, quando a scuola, oltre a fare tutto quello che riguardava la programmazione in agricoltura, sia teorica che pratica, eccetera, avevamo un professore di educazione fisica, che mi piace ricordare, Valbruno Bertossi, un valente avvocato poi, che praticamente ci teneva che la scuola facesse bella figura, e quindi abbiamo anche partecipato a quelli che si chiamavano i campionati studenteschi, gli antesignani dei giochi della gioventù, diciamo. E naturalmente io che mi cimentavo in diverse specialità. Cosa ha vinto? Cosa ha vinto? Niente, ho vinto, sono arrivato primo, naturalmente nella valutazione di lancio del peso, salto in lungo, salto in alto, e gli 80 metri quella volta si facevano, quindi velocità. Pentathlon. Lamura, professor Lamura, velocissimo perché siamo proprio... Sì, noi ringraziamo per questa grande opportunità. Allora ringrazi dopo. L'unica cosa che volevo dirti è che noi abbiamo all'interno della scuola una mostra fotografica permanente, quindi tutti sono invitati a visitare la scuola e vedere i 130 anni attraverso le fotografie. Magnifico, ha detto benissimo per tanti versi il professor Marini, ma io direi che anche Polo può aggiungere qualcosa alla filosofia di questa scuola, perché il disegno l'abbiamo capito. Sì, è la centralità, diciamo, anche di questa scuola all'interno di un territorio che possiede veramente delle ricchezze straordinarie. Per esempio, abbiamo gli 8.000 anni di storia del Neolitico a San Mardenchia, abbiamo i 3.000 anni di storia dei Castellieri, abbiamo ovviamente anche i siti archeologici del comune di Pozzuolo, e questa scuola lì all'interno che diventa capace di creare il museo delle memorie contadine. Museo, facile, no? De memorie, non di civiltà, perché la civiltà ha dentro di sé il senso di cittadinanza, no? Mentre per la memoria è che di chialà, impensarsi e riconosci il mestiere, il strumento, l'aratro. Quindi bisogna così una maniera di vedere dentro un museo che le nostre scuole attraverso l'istruzione mostra anche c'è molto che il mondo e il sudore. Benissimo, dottoressa Marisante, io posso solo ringraziarla e augurarle buon lavoro e che continui con questa... Trasmetterò a tutto il Consiglio, grazie. È stato un piacere averla con noi. Lino Del Ponte, Nino Moro. Di essere arrivato uno. Modesto rappresentante. E magari con un microfono forse... dovrebbero dedicarsi finalmente, raggiunti 60 anni, all'agricoltura e non lo possono. Io volevo coltivare il mio piccolo orto, starmene in pace, tirare su un qualche dialine magari. Invece devo servire ancora alla nazione per altri 3 anni. Ma siccome cammino tanto per le campagne, ecco, negli ultimi 10 anni qua in Friuli, nel medio Friuli, vedo di anno in anno peggiorare le condizioni delle campagne. Perché? I canali vengono sempre più chiusi e soffocati. Non sai, una volta noi chiarniei famosi perché attiravi dappertutto, no? Ma non sai tanti guadagni che quel metro, che dopo quindi paialo no aitis, no? Perché quando saranno chiusi, quando ci sono faccio questo esperimento. Quindi parlare di agricoltura ha grande senso, avere una scuola di agricoltura ha un grande senso. Sarebbe bene che questa scuola, ecco, uscisse fuori dal perimetro, proprio come diceva il collega, e con la mostra e con il museo che diceva Erminio, ecco, rurale, e venisse fuori perché cultura e venga di agricoltura. Mangiare, quindi continuare a mangiare,
sia di vivi in che smonta chi bisogna tenere conto da chiede, insomma. Benissimo, e sapevi che dovevi usare il divino, non messi no come prima. Così, poco così. Devo fare i ringraziamenti. Ti sta ringraziando, finisci ringraziando. Dai, via. No, so che avevano molte altre cose da poter dire, da poter Sì. presentare. Come 22 e 41. Sì, no, ma dicevano, quindi mi riallaccio a quello che diceva il direttore del convitto, il vicepreside anche della scuola, per quello che riguarda appunto un'infinità di testimonianze che sono presenti, e anche il richiamo che faceva Polo al Museo de Memorie a Tivoli, che non abbiamo avuto tempo di parlare. E quindi faccio i complimenti ai ragazzi, anche se appunto un po' timidini, ma alcuni hanno illustrato molto bene, gli insegnanti, grazie anche per l'intervento della contessa, molto precisa e molto... A Fontanini per forza grazie, e anche alla Fondazione Krupp che hanno permesso questo, e arrivederci alle prossime puntate un po' disordinate. Disordinate nell'ordine di apparizione sul palinsesto, perché c'è l'Udinese che gioca il lunedì e quindi dovremmo rinviare. Torniamo senza nessun problema. Sì. C'è una clip, non so chi l'ha fatta di voi questa clip, che rappresenta... Forgiaria, ti avevo dimenticato. Presente chi mostri. Come mostri la clip, di? Come mostri la clip? E qui l'hai fatta? La clip. E qui l'hai fatta? La clip. Allora, grazie. Adesso partiamo, c'è l'audio un po' basso, dovete alzare l'audio per la prossima volta. Però è una cosa abbastanza simpatica che riguarda la vostra scuola. Grazie a tutti quanti, soprattutto grazie ai ragazzi. Non a tutti, quelli che non hanno parlato un po' meno grazie, ma comunque per un'altra volta sapete come comportarvi. Grazie a tutti, arrivederci. Istituto Professionale per l'Agricoltura Stefano Sabatini, Pozzolo del Friuli. L'istituto ha due indirizzi: gestione delle risorse forestali e montane e valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio. Tutto offre una formazione tecnica inerente alle filiere produttive e dei servizi del settore agricolo, una professionalità molto richiesta nel mondo del lavoro, un diploma utile nel proseguire gli studi in istituti tecnici superiori e per accedere a tutte le facoltà universitarie. Se sei interessato alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo ecologico, paesaggistico, culturale e ricreativo del tuo territorio, se vuoi lavorare per la conservazione e il recupero del paesaggio agrario, o ti interessano le attività legate all'agriturismo e al turismo rurale, e ti interessano le attività produttive legate al bosco e alla produzione e alla trasformazione del legname, come potrebbero anche interessarti le attività legate alla trasformazione e alla commercializzazione delle produzioni agrarie, latte, latticini, uva e vino frutta e succhi di frutta. Per te che ami la natura e vuoi impegnarti a proteggere e difendere. Sei interessato allo sviluppo delle produzioni animali e vegetali secondo principi e strumenti del sistema qualità. Sei attratto dalle coltivazioni e dagli insediamenti rurali. Vuoi impegnarti per la tutela dei parchi e delle aree protette. Desideri occuparti come imprenditore della produzione di qualità in ambito montano e forestale o delle produzioni agroalimentari in qualità del territorio di riferimento. L'Istituto Professionale Agrario Stefano Sabatini di Pozzolo del Friuli offre servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale quali gestione di risorse forestali e montane, valorizzazione per commercializzazione di prodotti agricoli del territorio, offrendo così una formazione tecnica inerente alle filiere produttive dei servizi del settore agricolo, una professionalità molto richiesta nel mondo del lavoro e delle professioni, un diploma utile per proseguire gli studi negli istituti tecnici superiori o per accedere a tutte le facoltà universitarie. Scuola Agraria Sabatini dispone di un moderno convitto con la presenza di educatori per la consulenza didattica agli allievi. Sapere